Lo spettro di Tacito che alleggiava nei giorni scorsi tra gli studenti del liceo classico è diventato realtà. Per gli oltre 5.000 studenti veneziani che stanno sostenendo l'esame di maturità, la seconda prova è stata una versione tratta dagli Annales, gli ultimi giorni di Tiberio. Per quanto riguarda invece lo scientifico, la prova era di matematica, un test di problem solving. I due problemi proposti erano su studi di funzioni e piano tariffario di un operatore telefonico per chiamate all'estero. Si richiedeva di individuare l'andamento della spesa telefonica in base ai minuti di chiamate effettuate. Per i maturandi dell'Istituto Tecnico Turistico, la prova d'inglese si è basata invece su un articolo di Day Lewis uscito sul The Telegraph lo scorso febbraio, un pezzo tutto dedicato al cibo e a come il suo linguaggio possa aiutare tutti a viaggiare meglio. Diritto ed economia politica per scienze umane, opzione economico-sociale, con un tema riguardante il welfare state in relazione ai principi costituzionali e dell'Unione Europea e come risponde ai problemi del lavoro e le diseguaglianze economiche. Ora gli studenti avranno qualche giorno a disposizione per affrontare la terza prova, che si svolgerà lunedì, dopodiché via agli esami orali.